Terminata la visita ad Apricale, facciamo in pochi minuti quei tornantini che ci riportano sulla strada principale e in fondo a questa strada al bivio giriamo a destra per Pigna, 6 km. Ed eccoci a Pigna. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in Heraldo Channel. Il nostro viaggio nella splendida Val Nervia, entroterra amperiese, continua. Oggi andiamo a visitare Pigna, un grazioso paesino circondato da diversi monti. Sono ben 25 che partono dal Dorin, una collina di 642 metri, per arrivare al monte Piedravecchia, la cui cima raggiunge i 2039 metri. Monti che fanno da cornice ad una verde campagna che varia dagli ulivi situati nella zona più bassa e via via che ci inerpichiamo sui sentieri che portano alle vette più alte troviamo conifere e castagni. Come tutti i borghi liguri, anche Pigna ha avuto la sua storia medievale, che partendo dalla lontana era longobarda, tramite l'opera dei monaci colombagnani si iniziò a sviluppare l'agricoltura con il recupero di vaste aree incolte e abbandonate, oltre che alla bonifica che riguardavano gli uliveti che diedero pian piano frutti fantastici che ancora oggi troviamo sulle nostre tavole, la famosa oliva taggiasca. Si svilupparono vigneti, frantoi, mulini, allevamenti di bestiame. Come tutti questi paesi, anche Pigna ebbe il suo castello, fatto erigere a scopo difensivo dei conti di Ventimiglia. Eravamo a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Non mancarono naturalmente le guerre tra le varie famiglie, le più note i Guelfi e i Ghibellini, le battaglie tra il Regno di Provenza e la Repubblica di Genova, guerre che durarono fino al 1365, quando sul lago Pivo viene firmata la pace. Arriviamo al 1793, quando Pigna entrò a far parte del cantone Perinaldo, dipartimento francese, e dal 1805, con l'impero francese, il capoluogo passò a Dolceacqua, altro borgo medievale che abbiamo visitato poco tempo fa. Arrivò poi la caduta di Napoleone e, secondo le disposizioni del Congresso di Vienna del 1814, passò sotto il regno di Sardegna. Nel 1944, durante la Resistenza, con le formazioni garibaldine fu proclamata la Libera Repubblica di Pigna, che nello stesso anno ebbe vita dal 29 agosto all'8 ottobre. Il tutto poi capitolò dopo durissime battaglie. Dal 1973 al 30 aprile del 2011 ha fatto parte della comunità montana Intemedia.